Cumba de Portoia. Più o meno 5 anni fa ho fatto un di me travaggetti, su come hai cacciato Portoia e Picapria, e l'ho dedicato alla Cumba, che è la sua di mio nonno e alla di mia muè. A Cumba è uno di quei personaggi come che ne hanno a volta in tutti i riuini, a conoscevano tutti, perché se ghiada da una man non si tiava mai in re, e perché faceva anche un po' a comandante in capo. Aveva posciuese un manifesto dell'esse senese, già il suo nome aveva tutto un programma, cane pa colomba in costa. Stava in Portoia, in tencarugin che da ciassetta do Balilla o la nava fina in Picapria, o cian di Picapria, e costeggiava quella l'unica gesia che è rimasta di quelli tempi, a gesia del San Camillo. E secondo le ha tutta casa e bitega, fava anche l'infermiera allo spiade per Matun. Alle antocco de donna, autoritaria e dusse al medesimo tempo, con un che in man, ma che non ti mandava a di, e soprattutto a una particolarità, alle una sbragiunga, che mio nonno, suo fre, udiva sempre, lei che invece le ha un che non issava mai a voce, ma belinco, se la via sempre da criare, ma se. Alle è rimasta famosa in famiglia, a volta che me puè, che se parlava da poco con me muè, una seia che sa galanti in casa o le aneta a trovarla o l'hai adito. Poi darsi che me sbaglio, ma me sa che anche ho conosciuto la Cumba. Son passò in Portoia da Balilla e ho sentito una che criava quei figli che giocavano a ballon e rompivano i vetri di barquin. E ho mai là o le sortio fuori da bitega e ho l'ha detto: cos'è gay Cumba, cos'è le che fan? Allora ho capito che doveva essere l'ala de me galante. Dice anche mio nonno, o gaggia risposto: ah, non te puoi sbagliare, è proprio lei. O ve lascio immaginare, ma stupù, quando 2 o 3 mesi fa ho ricevuto un messaggio che in YouTube di un che aveva visto un video e che è venuto in mente che sua sorella parlava sempre della sua amica che si chiamava Cumba e stava in Portoia. Uscì a parlare con sua moglie e si sono ricordati che in qualche cascetto che doveva essere una sua fotografia con dedica perché lei regalà a sua sorella. Lo contattò e vi dico a verità che mi sono emozionata in tu sentì che alla Cumba le ha ricordato come una gran brava persona, de che, affidabile, da poi che lasciai i figli in tutta tranquillità, e che anche lei mi descriveva come abbiamo sempre fatto da altri in famiglia. Anche un ci mi emozionò quando mi mandò questa fotografia che si vede qui. Alla Cumba assomigliava tanto a mio nonno e alla stessa oggi di mia muè. Ho portato fotografia a mia muina, l'altra sorella, che ormai ho tanti 5 anni, ma una mente lucidissima. E quando alla vista se che sono bagnai oggi, anche lei la confermò che alla Cumba era anche grande e si ricordava che quando lei aveva fatto comunione, alla Cumba le aveva uscito portare tutti a mangiare a fea, una cosa che non li ha poi cuscito da poco per quei tempi, che se sa non le che gente non avesse proprio da cacciare via. A me domanda se poi le aveva che le ha proprio una sbragiunga, ma Muina mi ha risposto: si sbragiava, va bene che una volta non vi ha traffico, ma in giorno e mancun in via 20 settembre, che anche prima di già l'archivoto si sentiva le casala da di. Allora amico ha detto: e vabbè, ma così conoscevano tutti. E me Muina: mia, se ti andavi in Portoia e ti divi: scusè, sapevi mica chi le ha Cumba? O scusè, sapevi mica dove trovare a Cumba? Ti rispondeva fino ai marmi di Balilla. Mio dico, non solo perché lei ha l'ala di me muè, ma lei è un bello personaggio, di quelli che non ne sono più, una di quelle popolane dove significò nobile da parola. Lei aveva figlia di quella zena, di Portoia, Coglia, Menga, che i nostri caporivin hanno cacciato in tarumenta, solo per fare palanche. E mi, pensando che ben, sono contenta che in temerei che segge anche se piccina una parte dalla Cumba, a Cumba de Portoia. Da 10 anni, son tutti colpi